Buongiorno, buongiorno cari amici, abbiamo ospite oggi di Energy On Air il nostro amico, il nostro grande conoscente dell'ambiente, onorevole Pecoraro Scanio, che è qua con noi a Verona oggi, al quale porgiamo subito una domanda. Ma questo mondo green, questa green economy, avrà un futuro? Sta decollando? Vera green economy, cioè il futuro che poi sarà, io direi, più una green society, cioè in realtà dobbiamo pensare che è la società che deve diventare più ecologica e sostenibile. Il fatto che il futuro lo dimostrano poche cose, la crescita di tutto ciò che è il settore delle vere rinnovabili, che devono essere sostenibili, quindi per esempio bisogna molto investire sull'autoproduzione. Io proprio oggi lancerò, come dire, una campagna a cui dovreste aderire, che è quella la libertà di accumulo. Non si capisce perché in questo paese non possiamo essere liberi di accumulare l'energia che produciamo. Assolutamente d'accordo. Ecco, quindi libertà di accumulo. Peraltro io sono favorevole all'incentivo all'accumulo come esiste in Germania. Sono stato recentemente a Berlino a discutere con l'Associazione degli Industriali Tedeschi delle Rinnovabili, che hanno invece una posizione, diversamente dal casino italiano, molto favorevole a sostenere l'accumulo. Dobbiamo fare in modo che le persone abbiano la libertà di prodursi energia. Questo è un pezzo. Bisogna fare in modo che alcune grandi società la smettano di creare ostacoli. Penso a Enel, io sono uno dei pochi che da sempre dico le cose come stanno. Enel deve capire che deve diventare sempre più una società capace di gestire i servizi di rete senza fissarsi che deve fare carbone e come dire, vecchie centrali a combustibili tradizionali, perché il futuro è questo. I cittadini devono potersi produrre l'energia, ma sicuramente avranno bisogno dei servizi alla rete e quindi Enel non è che scompare, deve evolvere verso una grande società capace di esistere nel settore delle smart grids. Questo è il futuro, quindi energia, e questo è un pezzo ovviamente della Green Society, poi il resto sono il biologico, l'agricoltura senza OGM, le smart city dove possiamo muoverci con una mobilità sostenibile, il green building che è l'unica capacità di creare lavoro in questo paese nel settore dell'edilizia, visto che siamo un grande paese capace di fare edilizia. Ecco, tutto questo è il mondo che ci aspetta. Il problema è che le istituzioni, nell'ideale sarebbe che le istituzioni fossero favorevoli, quantomeno se non riescono a essere favorevoli non siano un ostacolo, quindi ci lasciano la libertà di accumulo. Se la politica, che purtroppo è ai minimi storici, non capisce questo, che almeno non rompa le scatole ai cittadini che vogliono ormai costruire un futuro green. Assolutamente sì, mi permette ancora onorevole due domande, visto che abbiamo l'occasione e la fortuna di averla qua con noi oggi. La prima era, lei sta prodigandosi con una fondazione appunto per promuovere ancora di più questo tipo di cultura, so che oggi presenterete dei dati importanti in fiera. E poi le chiedo anche, noi siamo qua nello stand adesso di Energy Nerd, di Energy and Life, la rete della sostenibilità, so che anche lei diciamo conosce questo fenomeno delle reti, ha un qualche commento, qualche giudizio, qualcosa da suggerire a queste reti affinché abbiano ancora un maggior futuro? Ma innanzitutto io oggi presento il 10° rapporto sugli italiani e il solare realizzato dalla mia fondazione, che si chiama Fondazione Univerde, insieme a IPR Marketing di Antonio Noto, che è uno dei maggiori istituti di sondaggi d'Italia, e Ingli Solar, che invece è una realtà cinese che opera in Italia, però c'è Cina e Cina e ci mettono la faccia, non sono i cinesi che fanno i pannelli e poi gli altri li marcano con qualche imbroglio sotto banco. E devo dire che sono 5 anni che io presento ogni 6 mesi un rapporto, e la mia fondazione è l'unica che ha questa banca dati, da cui si evince una cosa fondamentale: gli italiani sono a favore del solare nonostante le campagne scandalose in cui si parla solo dei costi delle rinnovabili. Dico scandalose perché il dato che ho oggi è che noi 6 mesi fa l'85% degli italiani era a favore degli incentivi alle energie rinnovabili. Oggi, dopo tutta la campagna contro, il 90% degli italiani è a favore degli incentivi. Che significa? Che ritengono meritevole di incentivo il fatto che io investo su energie che sono utili all'ambiente e che creano occupazione. Certo, alla domanda poi se anche senza incentivo uno mette degli impianti solari, ormai più della metà dice io li metterei a prescindere, quindi sta emergendo la voglia di autoprodursi energia, che è un'altra cosa importante. Quello che è grave è che si continua ad accreditare la tesi che il costo delle nostre bollette è dovuto soprattutto agli incentivi alle rinnovabili. Ora, gli incentivi alle rinnovabili ci sono. Peraltro il conto energia del 2007 l'ho fatto io. L'errore successivo è stato che io ogni 6 mesi avevo previsto che si doveva ridurre l'incentivo quando cambiava il costo dei pannelli. Gli imbecilli che non hanno gestito questa cosa hanno lasciato creare un mercato speculativo che non doveva esserci, perché se tu
pian piano facevi scendere il valore degli incentivi e mettevi un incentivo utile ma non spropositato, che ha attirato anche una serie di speculatori. Quindi oggi, secondo me, sui grandi impianti che hanno avuto e hanno vantaggi eccessivi è giusto mettere una tassa, ma che ritorni al mondo delle rinnovabili per fare i piccoli impianti. Quello che è scandaloso è che invece le aziende che fanno carbone o che fanno ancora centrali di combustibile vogliono una tassa sui grandi impianti delle rinnovabili per avere che cosa? Il capacity payment, cioè i soldi per sostenere sostanzialmente le centrali a carbone e le centrali di combustibile con i fondi delle rinnovabili. Cioè, questo è surreale. Secondo pezzo che dobbiamo aver chiaro, almeno gli operatori, è che in questo paese ci sono stati per decenni gli incentivi alle industrie. È stata incentivata la Fiat in tutti i modi e non è riuscita ancora a fare un'auto elettrica. È stata incentivata l'Ilva di Taranto e ha prodotto solo disoccupazione e disastri. Sono stati fatti incentivi a tutto, almeno le incentivi alle rinnovabili hanno prodotto quasi 500.000 impianti, in gran parte di piccoli cittadini, privati cittadini. Quindi è il primo incentivo di tipo industriale che è stato spalmato su centinaia di migliaia di individui e non soltanto organizzato a favore di 10-20 noti, perché non era un provvedimento contrattato con i grandi poteri tradizionali. Quindi questa è la realtà. Oggi il dato che noi diamo è che i cittadini vogliono e sono d'accordo agli incentivi, sono d'accordo a una sburocratizzazione, non mollano sul sostegno alle rinnovabili nonostante le campagne di disinformazione e soprattutto sta passando l'idea che se io oltre a fare l'energia me la posso conservare, quindi con la libertà di stoccaggio, quindi di batteria sostanzialmente, faccio una cosa buona. Questo è il lavoro che io sto facendo perché ovviamente io ero a favore delle rinnovabili quando ho fondato i Verdi negli anni '80. Lo sono stato come ministro facendo il provvedimento, lo sono anche da ex ministro perché continuo a sostenere una cosa in cui credo, non è che ci credevo nella circostanza. Le reti di imprese possono essere utili in questa cosa perché questo è un paese che non sa fare rete. Quindi di per sé la rete di impresa, anche la parola funziona. C'è uno dei grandi limiti anche del settore delle rinnovabili che non è riuscito a farsi un'associazione capace di fare lobby positiva, mentre le lobby nere sono sempre attive ogni minuto e ogni secondo. Una rete tra realtà che operano in questo settore serve al Paese, quindi serve agli imprenditori ma serve al Paese che si mettano in rete, diciamo tra virgolette, anche i buoni, perché i cattivi stanno sempre in rete, non hanno bisogno della rete d'impresa per stare in rete. Grazie, la ringraziamo per questa anche passione che mette in questa tematica ambientale e l'aspettiamo con noi ancora l'anno prossimo per la nuova presentazione del nuovo report della Fondazione. Grazie.